Più che partire, come sarebbe sembrato logico ovviamente dal punto di vista storico-artistico, dalla metà dell'Ottocento, ho scelto di partire invece proprio dagli ultimi decenni del Novecento e in un percorso, in un vero e proprio viaggio, che credo si sia capito questa mattina qui al teatro, in un vero e proprio viaggio a ritroso. La grande pittura astratta americana del secondo Novecento, come in Ad Reinhardt, si dà anche per filamenti del colore. 61 opere, 100 anni di storia dell'arte raccontata con un percorso a ritroso per rintracciare nell'arte moderna le impronte di quella figurativa che l'ha preceduta. Goldin torna a raccontare una storia, crea momenti, fa dialogare opere e autori, direttore d'orchestra con i suoi strumenti. Fare un percorso diverso per rendere immediatamente percepibile al visitatore, quando entrerà a Santa Caterina, il dato della contemporaneità, della storia e della pittura. 1 miliardo di euro il valore delle opere esposte, capolavori custoditi al Toledo Museum of Art in Ohio e ancora di più nell'anima del curatore che, studente a Venezia a Ca' Foscari, scoprì i racconti dell'Ohio di Sherwood Anderson e ne rimase affascinato. E c'è da scommettere che anche questa mostra, la firma di Goldin, è sulle 10 esposizioni più visitate d'Italia, farà centro. Prova ne è un teatro Mario del Monaco da tutto esaurito per la presentazione da Picasso a Van Gogh, con una lezione magistrale su una prima ventina di opere, cui potrebbe seguirne un'altra per il grande pubblico. Aver convocato una conferenza stampa 24 ore fa e avere riempito di 700 persone il teatro, per me è una cosa che non mi sarei mai aspettato, poi la pioggia e tutto, quindi veramente è incredibile. Goldin sceglie la sua Treviso, unica città d'Europa ad ospitare i quadri del Toledo, che riorganizza la sua collezione e ne autorizza il prestito. Dopo Treviso solo l'Australia e la Nuova Zelanda, e così sembrano sopite anche le vecchie tensioni che dai musei della sua città lo avevano allontanato. Devo dire che non mi ricordo più niente, sono solo preso dalla bellezza dei quadri e basta. 15 novembre, Museo di Santa Caterina, ancora da stabilire il valore del biglietto d'ingresso.